Dopo qualche giorno in cui ho osservato cosa accadeva a livello economico europeo, ho deciso di tornare a parlare di questo genere di notizie per quanto riguarda ciò che verrà messo in campo e ciò che sta venendo già messo in campo, quali misure si stanno già attuando. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Innanzitutto è bene dire che è stato avviato il PEP, Pandemic Emergency Purchase Program. Ne ho già parlato nel video qui in alto a destra, vi invito a vederlo per sapere che cos'è. In pratica ci sono 750 miliardi che verranno iniettati nell'economia dell'Europa. Questa misura di acquisto di titoli di Stato era già stata annunciata ma non era ancora stata avviata. Ora invece è entrata effettivamente in vigore e non è poco perché diverse volte l'Europa ha detto qualcosa e poi ha fatto dietro front e all'ultimo momento ha cambiato le carte in tavola. Grazie alle informazioni riportate da Carlo Cottarelli, che è un noto economista che ha la possibilità di osservare da vicino i conti pubblici italiani, abbiamo la possibilità di stimare quanti titoli di Stato verranno acquistati in Italia da parte della BCE. E questa cifra si aggira attorno a 215 miliardi di euro. L'ho già detto nel video qui in alto a destra, ma lo ripeto. Questi 215 miliardi di euro sono soldi che vengono iniettati nella nostra economia, liquidità immediata. Soldi che entrano subito nella nostra economia, ma sono anche debiti, quindi un giorno dovremmo restituire questi soldi. Questa misura, il PEP, è stata quindi accolta in maniera molto positiva dagli analisti e dagli esperti di economia, ma non è quello di cui volevo parlare oggi. L'altra notizia rilevante di questi giorni è che l'allora presidente della BCE, Mario Draghi, quest'uomo qui, ha rilasciato un'intervista al Financial Times, dicendo, oltre al fatto che questa è una situazione di emergenza, quindi l'ha sottolineato, anche queste seguenti parole. È già chiaro che la risposta alla guerra contro l'economia deve coinvolgere un significativo aumento del debito pubblico e la perdita di reddito del settore privato dovrà essere eventualmente assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci dei governi. Livelli di debito pubblico più alti diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie. In sostanza Draghi ha sottolineato la necessità di fare debiti per preservare l'economia. In questo momento il nostro focus non deve essere al pareggio di bilancio, i nostri bilanci possono tranquillamente peggiorare in questo momento, ma l'importante è rilanciare la nostra economia. Questo perché se la rilanciamo ora, paghiamo tanto in questo momento per pagare meno un domani. Se dobbiamo pagare tantissimo domani sarà un disastro. In generale il messaggio che vuole passare, e del quale queste dichiarazioni sono l'esempio lampante, è che è finito il tempo delle mezze misure, non è più il tempo di fare delle manovrine da poco per tenersi buona una parte dell'elettorato e quindi farsi votare da più persone. Basta, non è più quel momento. C'è bisogno di misure drastiche, misure coraggiose e tutti gli stati devono metterle in campo. Vi cito quindi un ultimo passaggio di Mario Draghi. Di fronte a circostanze non previste, un cambiamento di mentalità è necessario in questa crisi come lo sarebbe in tempi di guerra. Questo messaggio, come altri, non vuole essere letto come allarmista, ma esattamente al contrario, in una prospettiva completamente diversa da quello che si vuole fare passare. Ciò che storicamente ci ha sempre tradito è stato il non reagire per tempo, non reagire proprio o reagire in maniera troppo blanda. Queste parole sono apposta per sottolineare questo concetto. Bisogna reagire in maniera forte. Delle misure anche estreme in questo momento vanno viste come positive. A questo punto arriviamo alla terza notizia di attualità. Durante la giornata di giovedì si è riunito in videoconferenza, per ovvi motivi, il G20. Il G20 non è nient'altro che una riunione dei 20 principali paesi al mondo e hanno decretato una cosa pazzesca, una cosa storica. 5.000 miliardi di dollari da inserire nell'economia. Di questi chiaramente ognuno farà la propria parte. Sono interessanti però le parole del presidente cinese Xi Jinping. Ha detto sostanzialmente che vorrebbe abolire i dazi. Chissà che questa emergenza non sia la scusa giusta per appianare un po' di divergenze che c'erano state negli ultimi mesi. Ricorderete sicuramente, ho fatto anche un video che trovate qui in alto a destra, la guerra di dazi tra Stati Uniti e Cina. D'altronde, in quei momenti in cui tutti ci sentiamo un po' in pericolo, ci rendiamo conto che, nonostante le nostre differenze, abbiamo tutti un'origine comune. Siamo tutti quanti esseri umani. In questi casi infatti si innesca ciò che Leopardi chiamava la social catena, che non è una catena social, semplicemente è la cooperazione tra tutti quanti. In questo momento così particolare vi invito a notare come gli asti tra nazioni si stiano man mano affievolendo e che il dibattito aggressivo politico si stia man mano affievolendo. Credo che dovremmo fare tesoro di questa situazione. Pensate ad esempio se per i prossimi 4-5 anni, al posto che per solamente dei mesi, l'Italia remasse tutta quanta nella stessa direzione e lo stesso facesse l'Europa. Cos'è che accadrebbe?
Pensate se queste misure molto forti venissero adottate anche in tempi non di emergenza. Questo potrebbe essere tranquillamente un balzo in avanti nell'economia assurdo, si potrebbe creare del benessere in più per tantissime persone, ma noi purtroppo in tempo di pace siamo molto tendenti a farci la guerra tra di noi, purtroppo. Dovremmo fare realmente tesoro di questa situazione. Con l'augurio che si possa generare un circolo virtuoso che porti benessere per tutti quanti, vi lascio alla curiosità economica di oggi. Il titolo azionario che ha ricevuto il maggiore boom in tutta quanta la storia dell'economia è stato Medbox, più 3000%, e questo è avvenuto subito dopo la legalizzazione della marijuana negli stati di Washington e Colorado.